Vittorio Zanon, presidente Ordine degli Assistenti Sociali del Veneto. Un grido d'allarme, perché cosa sta accadendo e qual è la situazione del settore? Il problema principale sono con questo nuovo bilancio regionale in discussione, per il bilancio previsionale, e ci sono un sacco di tagli al sociale che rischiano di mettere in difficoltà le fasce più deboli, soprattutto le donne, vittime di abusi e in generale comunque le persone, le famiglie e le fasce più deboli della popolazione. Qualche cifra, Presidente. In Veneto la situazione, appunto, come richieste per quanto riguarda i servizi sociali sono alte e le chiedo inoltre, sono italiani o sono più extracomunitari a necessitare? Ma ormai non è più una questione di appartenenza di cittadinanza, sono tutte persone venete, c'è parte anche sicuramente di immigrati, peraltro ormai già inseriti da molti anni, anche da decenni in Veneto. E quindi i tagli sono considerevoli, abbiamo fatto una stima complessivamente tra i tagli regionali e i fondi nazionali di più di 66 milioni di euro. Ecco. Presidente, che cosa fare per andare contro tendenza? Che cosa serve? Bisogna fare una scelta coraggiosa, anche una scelta politica, mi viene da dire. Bisogna poter investire nel sociale, non tenerlo più come un aspetto residuale, perché si tratta delle nostre generazioni, delle future generazioni, altrimenti si rischia di andare a creare un vuoto nella popolazione che non sarà più in grado, a lungo andare emergeranno sempre di più crisi di difficoltà di gestione relazionale e di anche capacità di far fronte alle emergenze quotidiane, ecco, con un rischio che poi si possa sfociare anche in gesti eclatanti o anche tragici che ormai sono già all'ordine del giorno, insomma.